Il mio Novecento è un secolo di welfare. Il Novecento è un secolo breve, è il secolo dei 30 gloriosi, è un secolo che possiamo ricordare, a distanza ormai di qualche decennio, come un periodo in cui c'è stata una grande ricerca per garantire al più grande numero libertà, sicurezza e benessere. Durante la premiazione nel 2012, la premiazione con il premio Nobel per la pace conferito all'Europa, Habermas ha ricordato come questo secolo, il Novecento, sia stato per l'Europa un secolo attraversato da guerre, da totalitarismi, ma sia stato anche il secolo del welfare, il secolo delle politiche sociali. Politiche sociali che hanno caratterizzato per gran parte del Novecento gli Stati membri, soprattutto gli Stati europei, come degli Stati che sono riusciti a garantire dei programmi preventivi, programmi che erano orientati appunto a garantire ai cittadini benessere, sicurezza, libertà. Bene, possiamo dire che questo secolo insomma, sia stato caratterizzato da un grande sforzo, un tentativo, forse il più impegnativo tentativo di garantire appunto sicurezza, benessere in maniera allargata. I programmi sociali che sono stati messi a punto nei diversi paesi europei e anche in Italia, tra gli altri, sono stati programmi sempre molto impegnativi, programmi che hanno garantito sanità, scuola, educazione, sport, spazi aperti, spazi sportivi. E l'aspetto interessante che appunto a me sta particolarmente a cuore è che se questo grande sforzo di garanzia di benessere sia stato compiuto attraverso politiche sociali, la città fisica, la città materiale è stata forse il luogo in cui maggiormente si sono depositati questi sforzi. La città si è notevolmente modificata nel corso del Novecento, è stata costruita in maniera sostanzialmente diversa dai secoli precedenti e la città è stata il luogo in cui si sono depositati appunto le ricerche per dare una forma, uno spazio, trovare un luogo alle politiche sociali. La città del Novecento appunto è una città che si costruisce attraverso luoghi specializzati che richiedono un importante intervento in termini proprio di ricerca di adeguatezza, di spazi per l'educazione, per lo sport, per il tempo libero, per la cultura. E nei diversi paesi europei questa ricerca viene anche a depositarsi attraverso alcuni provvedimenti. In Italia in particolare siamo nel 1968, quindi un momento di grande importanza per le riforme. Viene approvato un decreto interministeriale banale forse, ma che ha avuto un ruolo molto importante per le città, è il decreto sugli standard urbanistici. Un decreto che in buona sostanza dice una cosa molto semplice, che ogni cittadino ha diritto a 18 metri quadrati. Di che cosa? Di scuole, di spazi aperti, di sport, di centri civici, di biblioteche, di ludoteche, di tutto quell'insieme di servizi, attrezzature collettive che garantiscono benessere e comfort agli abitanti, che garantiscono, appunto nel secolo del welfare, garantiscono a tutti gli abitanti di poter vivere nella propria quotidianità senza dover faticare troppo. Bene, se appunto il Novecento è il secolo dei 30 gloriosi, 30 anni durante i quali questa ricerca ossessiva quasi di garantire a tutti i cittadini delle condizioni di vita nella propria quotidianità di grande spessore, bene, la città è stata il luogo su cui in qualche modo questi sforzi si sono misurati.
la città è diventata quasi la cartina di tornasole per mostrare come fosse possibile garantire una vita quotidiana diversa ai suoi, appunto, a tutti gli abitanti. Questi sforzi si sono manifestati in maniera diversa nelle diverse città. Ricordiamoci che insomma, all'inizio degli anni 50 la città italiana e la città europea, come è stata definita più volte, è una città di case, è una città dentro alla quale i servizi e le attrezzature collettive non sono così frequenti, e quindi il grande sforzo che viene compiuto per garantire benessere ai cittadini è proprio quello di andarla a dotare, si parla anche di dotazioni, dotare di spazi e attrezzature. Questo sforzo viene compiuto ovunque e viene compiuto anche a Mestre. Mestre è una città del Novecento, è forse una delle poche città italiane che possiamo definire una città costruita quasi completamente durante il secolo del welfare, ma è una città che alla fine degli anni 60 garantisce un livello di benessere, un livello di welfare per i propri cittadini piuttosto basso. Come appunto l'ha definita Barizza più volte, è veramente una città di case, una città di condomini, che è totalmente priva di servizi e attrezzature. Bene, per adottare il provvedimento, il decreto legge sugli standard, anche Mestre si dota di una variante al piano regolatore, siamo nel 1973, per recepire appunto questo provvedimento, e attraverso questa variante vengono individuate 7 aree verdi, un po' distribuite a corona attorno alla città, per mettere in forma in qualche modo quei metri quadrati che il decreto sugli standard richiede. Tra queste 7 aree verdi, una in particolare, quella che diventerà poi il Parco della Bissuola, è forse una delle esperienze più significative di progettazione di parchi per i cittadini che negli anni 70 viene sviluppata in Italia. Ovviamente le città italiane ereditavano dal passato importanti parchi delle ville, un'eredità di spazi aperti importante, ma è un'eredità limitata a pochi. Quello che avviene durante la seconda metà del Novecento, e in particolare tra gli anni 60 e gli anni 70, è quello di immaginare che questi spazi aperti, siano spazi per tutti. Garantire il diritto di avere diritti. No? Il secolo breve, il Novecento, è il secolo in cui lo sforzo, il tentativo di garantire a tutti il diritto di avere diritti, di avere diritto alla scuola, di avere diritto al tempo libero, di avere diritto a spazi confortevoli, si cerca appunto di garantirlo. Quindi anche a Mestre, e in particolare con la variante del 1973, si cerca di trasformare la città. Siamo in un periodo importante a Mestre, è il periodo in cui iniziano le giunte di centrosinistra, un periodo in cui, ricordo, tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70 viene approvato il piano programma 78-80 e il progetto Mestre. Gaetano Zorzetto, che è uno degli artefici di quei programmi, insiste molto affinché la città venga risarcita attraverso parchi e giardini di una situazione di grande sofferenza. Insomma, vale la pena ricordare il ruolo che gli impianti produttivi, gli impianti industriali hanno svolto in questa città. E il piano della Bissuola, il piano per il Parco della Bissuola, è un progetto importante perché contemporaneamente Mestre cerca di dotarsi nello stesso momento di un parco, che appunto diventerà il Parco della Bissuola, di un centro civico, il Centro Civico della Bissuola, e di un centro culturale, la Casa della Cultura, che sarà poi il Centro Candiani. Un progetto integrato che cerca di dare risposta, di trasformare le politiche
sociali, le politiche di welfare in spazi del welfare. E in questo senso il Novecento, anche a Mestre, può essere ricordato come il secolo del welfare. Il progetto per il Parco della Bissuola è un progetto importante, un progetto che agli albori vede anche una discreta discussione con la cittadinanza, ma l'aspetto forse più interessante di questa vicenda è il tentativo di integrare questo spazio all'interno della città, di metterlo a sistema, appunto con il centro civico, con il centro culturale, di innestarlo, innervarlo all'interno della città, perché il suo utilizzo viene immaginato appunto come come già detto, insomma, un risarcimento importante per tutti i cittadini. Questa tradizione di costruzione di spazi, attrezzature per i cittadini, appunto è una tradizione importante che anche a Mestre si sviluppa e che prosegue nel corso del tempo. Il progetto per la Bissuola è solo il primo, le 7 aree che vengono individuate con la variante del 1973 sono 7 aree tra le quali ricordiamo l'area che poi diventerà il Parco del Piraghetto, il Parco di San Giuliano, quindi aree importanti. Il Parco di Catene, che verrà realizzato molto più tardi, quasi insomma, in questo secolo, ma dà avvio quella stagione a una riflessione importante sul ruolo che gli spazi verdi possono svolgere nel garantire appunto un comfort abitativo, un livello di benessere maggiore per tutti i cittadini. E da qui prenderà avvio, sempre grazie anche all'insistenza e alla volontà di alcuni amministratori, tra cui ricordo di nuovo Gaetano Zorzetto, ma Gianfranco Bettin, Urbanistica Democratica, insomma un gruppo di pensatori anche importante che porteranno fino allo sviluppo del Bosco di Mestre. Siamo qua dentro all'M9 e sullo sfondo vedete molte piante. Insomma, l'idea di avere un bosco urbano, una foresta urbana, di nuovo è un'idea importante per la città di Mestre, e così come il Parco della Bissuola può essere annoverato tra le prime esperienze di parchi urbani del Novecento in Italia, quindi con uno sforzo di emancipazione forte, fatto in una città che aveva sofferto fino a quel momento quasi una dimenticanza, no? di tutti i livelli di comfort collettivo. Bene, proprio questo sforzo di emancipazione della città con un intervento importante e innovativo prosegue, e anche il Bosco di Mestre può essere annoverato tra uno dei primi e più importanti esempi di boschi urbani costruiti in Italia. Rinvio di nuovo l'esperienza del Bosco di Mestre, un bosco che inizia con una ambizione molto alta di realizzare più di 1000 ettari, 1200 ettari di bosco urbano, riferendosi all'esperienza dell'inizio del Novecento del Bosco di Amsterdam. È un bosco che una volta realizzato sarà di dimensioni più contenute, ma che comunque rappresenta una grande esperienza per questa città e una grande esperienza di bosco urbano per il nostro paese. Sono due esperienze, quella del Parco della Bissuola e del Bosco di Mestre, che ci riportano appunto a pensare al secolo passato come a un secolo in cui la sperimentazione, la continua ricerca per la dimensione più adeguata alla vita cittadina è stata una ricerca di grande spessore, una ricerca che si è appoggiata su una riflessione sociale, una riflessione sulle richieste, sui bisogni dei cittadini.
in un momento in cui la società si è trovata a vivere in maniera diversa rispetto ai secoli precedenti. Bene, questa ricerca ha trovato, come dicevo all'inizio, un livello della riflessione importante proprio sullo spazio urbano. Come dicevo prima, la città è stata proprio il luogo in cui la tensione verso una maggiore comfort, la possibilità di garantire attraverso la costruzione di un'infrastruttura collettiva maggiore comfort e benessere, misurandosi con la quotidianità. Non è un benessere assoluto, non è un comfort assoluto, è il comfort della quotidianità, è il benessere garantito al maggior numero. Quindi è qualcosa che si misura con la costruzione anche di una cittadinanza diversa. Il Novecento è questo, il Novecento per me è principalmente questo, parlare di welfare, parlare di politiche sociali, politiche che sono state fortemente messe in discussione. Dopo i 30 gloriosi in molti paesi europei parlare di welfare è diventato obsoleto. In questo senso il Novecento è un secolo breve, è un secolo che finisce con la fine degli anni 70. I liberismi di ogni tipo e di ogni specie hanno messo in discussione principalmente i sistemi di welfare, lo Stato sociale, che è stato demolito passo a passo, ha eroso questo termine, tanto da non poterlo più utilizzare. Quando io insieme a Stefano Munarin abbiamo ripreso a occuparci di questi temi, all'inizio di questo secolo, qualcuno sorridendo diceva ma il welfare non esiste più, il welfare è qualcosa di passato, appunto è qualcosa che appartiene al secolo precedente. A me pare che forse proprio questo ultimo anno, l'anno della pandemia, se così si può definire, ci abbia riportato al Novecento, ci abbia riportato a riflettere sulla rilevanza dello Stato sociale. L'abbiamo visto in tutte le riflessioni sulla sanità. La sanità fa parte dello Stato sociale, una sanità che si è depositata con presidi territoriali. Abbiamo visto quanto importante è stata la differenza e radicale è stata la differenza tra le diverse regioni italiane proprio rispetto alla presenza di presidi territoriali legati alla sanità. Bene, forse quest'anno di pandemia ci riporta a riflettere sulla necessità di garantire diritti. Stefano Rodotà, appunto nel suo libro Il diritto di avere diritti, ci sollecitava a riflettere su questo punto. E di nuovo io penso che, questo l'abbiamo visto in molte esperienze sviluppate in quest'anno, la pandemia ci ha costretto a ritornare a riflettere su come la città può garantire diritti nel suo farsi, su come l'infrastruttura collettiva, che è l'esito delle politiche di welfare, sia necessaria per garantire a tutti non solo comfort e benessere, ma anche la possibilità di sopravvivere. E questo si è tradotto in quest'ultimo anno in costruzione di un'infrastruttura collettiva di mobilità lenta, per esempio. Tutti i progetti che si sono sviluppati nelle varie città, dalla città dei 15 minuti a piedi di Anne Hidalgo a Parigi, ma lo possiamo vedere a Barcellona, ma anche in Italia, a Bologna piuttosto che Milano, dove attraverso la ricostruzione o costruzione di un'infrastruttura collettiva si è cercato di dare una risposta in termini di comfort e benessere maggiore a tutti i cittadini, spostando l'asse del pensiero, della riflessione tra comfort e benessere garantito solamente all'interno della propria proprietà, della propria abitazione, e comfort e benessere invece garantito dalla città. L'infrastruttura collettiva che si è cercato di costruire durante il Novecento è un'infrastruttura
vuol dire, di cui beneficiamo ancora oggi. È un'infrastruttura che vuol dire, ha quasi un eco, no? Una ridondanza della quale continuiamo a beneficiare. Un'infrastruttura fatta di scuole, di parchi, di centri sportivi, di ludoteche, di biblioteche, di centri culturali come l'M9, che viene messa a disposizione di tutta la cittadinanza. L'auspicio quindi è che il Novecento, secolo del welfare, continui a riverberare e a influenzare anche il secolo successivo, questo secolo che la pandemia in qualche misura ci porta a riconsiderare e a rintracciare radici importanti proprio nel secolo precedente.